Ciao e benvenuti in questo nuovo video, sono Federico e oggi mi trovo a San Boldo, appena parcheggiato qui nei pressi di vari ristoranti e osterie, e mi appresto a fare la salita che mi porterà al bivacco dei Loft. Venite con me, andiamo a vedere com'è questo percorso. Dopo un primo tratto d'asfalto ripido troviamo una strada cementata che inizia a portarmi nel bosco. Un sentiero che dopo 40 minuti circa dal suo inizio mi regala già un bellissimo panorama, immerso nel bosco, col suono del vento tra gli alberi. È la musica che oggi mi accompagna in questa splendida escursione. Arrivato al bivacco dei Loft, incastonato nella roccia, abbiamo delle panche, un tavolo, una luce funzionante, probabilmente provvisto di pannelli sul tetto, la possibilità di accendere un fuoco, c'è anche odore di grigliata, quindi probabilmente è stata fatta da poco. Un panorama bellissimo sulla pianura. Abbiamo anche due panche per sedersi all'esterno, degli attaccapanni, un sistema di raccolta dell'acqua con la sua vasca, un'accetta, una carriola per far legna, delle seghe che ci possono essere utili. Andiamo a vedere adesso il suo interno. Wow, un camino strepitoso, un libro e il registro, piccolo tavolino, abbiamo anche qui la luce all'interno che per chi fa i bivacchi sa che non è una cosa da poco, una panca probabilmente per la legna e poi al piano superiore ci saranno, cavoli, questa è la parete della montagna, incredibile. Al piano superiore ci saranno i letti, andiamo a vedere. Qui troviamo un piccolo soppalco dove possono essere messi delle stuoie per dormire la notte. C'è anche un piano gas con la bombola, è un qualcosa di veramente incredibile. Bisogna sempre lasciare tutto come si è trovato, magari fare della legna se si è usata, comunque farla se ne manca. Finita la mia visita al bivacco dei Loft, ora proseguo lungo il sentiero che non è né segnalato né numerato, che sale ripido e mi porterà alla cima di Vallonscuro. Bella faticosa questa salita a cima di Vallonscuro, ma è spettacolare, incredibile.
È bellissimo, mi lascia sempre, ogni volta il panorama a bocca aperta. Il tempo di oggi molto nuvoloso, ma le nuvole erano alte e mi hanno permesso di avere una splendida vista sulle Dolomiti, sul Piave, sulla pianura padana, qualcosa di incredibile. È un'escursione con 650 metri di dislivello, dal tipo di allenamento che abbiamo e dalle volte che ci fermiamo lungo il percorso a contemplare, ammirare il paesaggio. Varia il tempo, che può andare magari da 1 ora e mezza per arrivare qua alla cima a 2 ore e mezza, 3, per chi magari ha un passo più lento o si vuole godere di più lo spettacolo. Adesso scendo fino al bivacco dei Loft e poco dopo al crocevia prenderò il sentiero numero 2 per tornare al parcheggio. Indietro per il ritorno al crocevia, quindi adesso seguo per fare un giro ad anello il sentiero numero 2. Scendendo per il sentiero numero 2 ha una pendenza più dolce, molto più tranquilla, meno esposto, meno panorama. Troviamo anche un altro bivacco. Il paesaggio è diverso, andiamo a vedere com'è. Bivacco Costa Curta, una panca lì in fondo con il tavolino, un bellissimo camino per il barbecue, dei punti di raccolta dell'acqua, qui è l'ingresso, anche qui una piccola panca, abbiamo una bellissima stufa, una panca con della legna e adesso andiamo a vedere il piano superiore. Questa è la vista che abbiamo all'esterno. Il 14 agosto 2010, infatti la struttura è recente rispetto all'altro bivacco che è degli anni 70. Qui sopra abbiamo un soppalco, una stuoia, saranno 2 posti letto, molto carino. E questa è la struttura. Ok, continuo il mio giro per il sentiero numero 2.
Ormai sono quasi arrivato al parcheggio, vi voglio salutare qui in mezzo alla natura. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e al prossimo video. Ciao da Federico.